Ciao a tutti ragazzi, benvenuti che piace con un video. Ci siamo con Clash Royale. Vediamo che carichi. Vabbè, qui c'era questo torno qui. Ma tanto l'ho fatto così tanto per farlo. No, era l'una di notte, non c'avevo più cavolo di voglia di giocare. Come 15 persone, 25 persone qui. Se ne frega. Quando ogni domenica torniamo. Io faccio le nostre solite 3 partitozze, però cercando di salire, non oggi, ma nel prossimo episodio, però di avvicinarci un botto all'arena 8. Ok, lui parte con una Valchiria. Vediamo un attimo. Allora, facciamo così. Ci sta un botto. Ci sta anche un botto fare così. Vabbè, cagare, va. Solito deck. Ok ragazzi, ora ci farò un po' di hit, ma chi se ne frega. Cioè, ops. Che così col pecca li odio, questo qui mi batterà nel suo dentato, però li odio. Ok, grande miner che ha tankato lo stregone, l'ha distratto e gli facciamo la prima torre. Ora il suo wizard dovrebbe morire. Sì. E si riporta un cattivo così. Ecco, tanto adesso vuole buttare il pecca, guarda, adesso lo butta di qua. Va bene, va bene. Ok, perfetto ragazzi, perfetto. Ora. Così. Così. Aia, non elisir. Qui già fatto la torre. Bella giocata a parte tu senza il tuo pecca, quindi bella giocata. Te lo posso anche scrivere. Ora bisogna solo difenderci da questo attacco di noia. Così. No, che cattivo. No, non ci credo. Che cattiveria. Dai. Vabbè, sì, tanto. Fai capire. Ci avrà una pozione di sicuro, quindi è finito. Tu prigioniero per distrarre. Cosa magari. Cioè ragazzi, spero in tutti i modi di riuscire a portarla a casa, ma. Ok. Adesso proviamo a ripartire di là. Oh, attenzione di là! Ci sta. Ora ci ripartirà col pecca e via via verso. No, lì non me la fai. Scheletrini? Distrai? Minatore? Ragazzi, che pareggio abbiamo fatto.
questo qui non aveva pozioni. No, vabbè, raga. Questo non aveva pozioni. Siamo seri. Poi non ho visto manco il livello. Era livello 9. 8. Ma questo non aveva pozioni. C'è giusto, boh. Dammi un'epica decente. Raga. A pennello. Dammi un'epica decente. Perfetto. Cerchiamo questa qua. Io non soffrirei così tanto. Perché ragazzi, mamma. Cioè, ma stupefatto ancora. Ma anche la scarica, ragazzi. Una pozione serve sempre. Almeno una zap. Niente. Io forse ho trovato pozioni, ma almeno una zap. Niente. Se poi ci parte così cattivo. Allora. Che trilli. Ok. Spiritelli lì. E niente, questa è la giornata. Saluto a noi. Ben ci sta. Mettiamo un prisonero che ci sciatta tutto. Che adesso è il 3. Non è l'elisir per buttare il dragoni. No. No, che sfiga. Vabbè, un po' di a testa, non fa male a nessuno. Adesso, con gli sgherri non dovrebbero, cioè la torre dovrebbe distruggerli in 2 colpi, ma tanto devo 7 barbari scelti lì. Così dietro con sgher e sciotto la valchiria. Mi resto pure in vita, con il buon vita mi va lì, magari se riesco a tirare lì. Va bene così, va benissimo. Ok. Ora inferno lì, così il draghetto è dritto di troppo. Manco si è visto. Poi aspettiamo. Se lui non piazza niente, io faccio così. Così. Miner vai più avanti, Miner vai davanti. No, sta che fireball lì. Ragazzi, io pure questa partita ti pareggia là, però tipo con la sua torre a 10. Questo così chiude in dife. Andiamo nei caccarini. Sopra una cosa di questo genere. Poi Arrows lì. Miner lì, crit. Dai. No, il raggio del principe nero è troppo piccolo. Se butto una fireball lì. E le frecce lì. No. Questo qua è ok. Abbiamo 52 secondi per fare quella captura di torre e non farcela fare. Ok, Arrows lì. C'è problema. Segniamo nell'attacco. Pizza, non riusciamo ad attaccarlo. Mettiamo fireball. E aia. La mia foga di provare a fargli la torre, che poi è inutile perché tanto manca 3 milioni di vita. Ci ha portato a rischiare di perdere. Non perdiamo, però io rischio un altro pareggio. Ragazzi, che 2-9. 2-9. Bella giocata di inizio. Bella giocata gratta. Pareggio un po' più noioso, un pareggio prima molto più noioso.
richiediamo la lettera e poi ne dobbiamo fare un'altra. Richiediamo la torre, dai. Beh, quindi farci questa terza partita, magari di portarla a casa. Fate un po' così per smazzare, magari fare qualche hit. Perfetto. Perfetto, belli 5 settate di HP, ragazzi. Qui capper di spirita li tolgono più di quanto si immagini. Parlo con chiunque. Noi facciamo così, tutti tranquilli. Questa è la giornata. Sto usando uno. Le solite frecce lì. Se ne fa di te. 300 solo in più di noi. Cioè noi veramente qua ci si è difesi con quelle armi perché potevamo. Intanto io parto così e vediamo un attimo questo cosa per difendere. Perfetto. Oli. Fireball lì, stregone e moschettiere quasi. E dai. Ok, tu mi parti così, ci sta come mossa fino a un certo punto, io ti sciotto tutto, perfetto. Ora io attaccherei di là e poi quando il miner respiri ti ripartire di qua. Tanto ora so che lui mi dovrà buttare gli scheletrini, no. Faceva partire poi gli scheletrini, vabbè ci sta. Ora un po' tosta la difesa perché lui ci potrebbe ripartire col mastino lavico di là. Questa a calcolare. Ok, il mio prisoner va di là. E se riesce a portarti qualche hit importante, ma non fa tranquillissimo. Altro che qualche hit importante, abbiamo una mia ragazzi, 8 metà torre. E lì gliela facciamo. E adesso partiamo di lì, no, non ce la toglie nessuno. E di lì delle frecce non ce le toglie nessuno. Che no, quel brutto ciccione là di moschettiere. Non me le può fare le hit, Niner lì. Ok. Che aiuta nella shottazione, chiamiamola così. Perfettissimo. Oh, una partita si è riuscita a vincere. Una. E ragazzi, male noi che c'è andata. Abbiamo guadagnato 30 trofei. Quindi ci sta. Cosa c'è di registrazione? 13:32, quindi va bene così. Bene ragazzi, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Allora, prima di chiudere vi vorrei ricordare che c'è Alessia, che praticamente ve la faccio vedere da YouTube. Devo sbrigare perché non avrò più spazio per registrare. Ok, dopo 3000 ore di notifiche, eccola qui. Dai, iscrivetevi al suo canale. Dopo questo ci vediamo al prossimo video.